sarebbe il caso di tenere sotto controllo un po' di più la situazione notturna, in modo particolare, in tutto l'ambito della città, non solo anche il centro, ma anche le periferie. Cosa la preoccupa di più? Ma quello di non essere sicuri di andare per strada. È la punta di un iceberg, sappiamo che a Schio, soprattutto la Movida, insomma, costringe l'amministrazione a mettere un presidio fisso di polizia locale. Sì, questo lo so, chiaramente la situazione in centro sta un po' lievemente degenerando, ma credo che sia anche un po' la conseguenza anche dell'afflusso abbondante di gente che viene in centro. E quindi fisiologico o ci si rassegna oppure no? No, assolutamente no, anche perché io abito in centro e quindi vorrei anche sicurezza. E tra l'altro abito da sola, quindi ancora di più. Qua a Schio c'è sempre stato un po' maretta in questo senso, però non conosco l'episodio, per cui non posso neanche... Comunque è un segnale inquietante, insomma, per i residenti, ci vuole più controllo. Sicuramente, come in tutte le città, insomma, non è una cosa propriamente solo qui di Schio, è un po' in generale. Ultimamente hanno avuto qualche problema di baby gang, di questi atti, diremmo, di vandalismo, che vanno a toccare la sicurezza dei nostri centri storici. È un fenomeno abbastanza diffuso, Schio logicamente non è del tutto esonerato. Poi logicamente io penso che oggi in verità ci sia più un pericolo di percezione di sicurezza che di sicurezza vera e propria, il che non vuol dire che non ci sono questi atti, però la percezione delle volte è maggiore di quello che poi concretamente è il fatto avvenuto. Certo che fa paura girare per il centro al fine settimana, beh anche in settimana comunque, non solo il fine settimana. Purtroppo anche se tanta gente che fa paura. Cosa temi di più in particolare? Bah, sicuramente persone che appunto sono ubriache o comunque che hanno solo voglia di aggredire e più che altro il problema è far uscire i figli. Mi sembra che Schio possa essere definita una cittadina non sicura, poi episodi purtroppo ci possono essere un po' ovunque e quindi speriamo che sia un caso isolato.